Io direi spogliarellista e io dirò gelo. Vi piace? Aspettiamo le vostre parole al 347-342-520 oppure alla nostra mail diretta@dj.it. Che mi vedo come se questo non è un po' di buon vecchio country sulla noticia. Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano in volo quando vedono le carcasse, no? Cioè sono quelli che attendono le disgrazie per poi avventarsi sulle disgrazie, ok? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano in volo quando vedono le carcasse, no? Cioè sono quelli che attendono le disgrazie per poi avventarsi sulle disgrazie, ok? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano in volo quando uccelli che sono le casse. Cioè sono quelli che attendono le disgrazie quando vedono le carcasse, no? Le carcasse. In volo quando vedono le casse, no? Attendono le disgrazie per poi avventarsi sulle disgrazie, ok? Avventarsi disgrazie, le disgrazie, le zie, attendono le zie, che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, le zie per darsi sulle zie, darsi grazie, ok? Sulle disgrazie, ok? Sulle zie, ok? Zie, ok? Grazie, grazie, grazie. 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 Ventarsi sulle zie, ok? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano in volo, quegli uccelli che sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando si levano gli uccelli quando vedono Siete su Radio DJ, a volte arrivano delle domande e levano gli uccelli quando vedono le casse. Questa è quella Tania, quella che dice chi di voi tre si è comprato le ciabatte su Zelando? Ma che Zalando, Che si levano gli uccelli che quando vedono le casse. online come salti privati. Io penso l'ho sempre chiamato Zelando perché era Zelando, e invece non è Zalando, no, nessuno dei tre. Allora le comprate? No, a meno che non ci abbiano fatto un regalo. Qualcuno magari ci ha comprato delle ciabatte su Zalando e ce le sta inviando. Abbiamo anche un account Twitter. Si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Non so se vi ricordate la mamma tecnologica, cioè quella che per scriverci ci mandava le lettere perché non sapeva usare la mail. O per fare lo I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Grazie. Il mio marito parte per Mosca. Io quasi quasi fossi te mi augurerei che possa andare al Blue Oyster. Fatti mandare le foto. Io ripeto, mi piace molto l'affermazione di Capitan Futuro De Rossi, io non ho bevuto niente. E certo, Giannino, perché uno va là a bere, certo, negli strip club uno beve. Io sono convinto che invece non hanno fatto nulla. Sono entrati, hanno visto. Osservatori ONU, caschi blu, bravi. Tutt'al più, sai cosa hanno fatto? Hanno usato il guardaroba, cioè loro non sono tipi che mettono il cappotto sulla sedia, ma hanno lasciato uscire, c'era quella. Va bene, pazzo, Io dico di no, secondo me l'hanno spillati, nonostante i giornali. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Non sono d'accordo.
quando io ho visto la... Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Grazie, grazie, grazie. Sulla faccia, ma per il resto una brava persona. Posso dirti, è la persona che spera. Grazie. Bravo, bravo. Muoviamoci di qui, o meglio, rimaniamo qui a Roma, ma cambiamo completamente argomento perché c'è Marco al telefono. Buongiorno Marco. Grazie. Buongiorno a te. Allora, yes. Grazie, grazie, grazie. Ci scrive che sei perito. Di questo ci dice molto. Grazie, grazie. Da tanto fai questo lavoro? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse. Meglio non chiederti quanti anni hai. Che si levano gli uccelli. Tu sei un po' più grande di noi, caro Marco. Allora, Che si levano gli uccelli che non vedono le casse. Infortunistica stradale. Quelli che non vedono le È un tema, quello degli incendi stradali, molto serio, ma a a volte, come dire, ti è capitato di vedere o sentire cose particolarmente bizzarre. Ad esempio, andiamo nel surreale. quelli che non vedono Le cose più semplici dei dinamizzati che vengono levano gli uccelli che non vedono le casse, no? nel momento in cui I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Grazie, grazie, grazie. sono venuti con l'autobus, certo, magari sono venuti con l'autobus, oppure i riparatori quando esibiscono delle fatture uno ha pensato bene di scrivere riparazione sede anale invece che sede fanale. certo. Beh, perché se sei un rapper, ad esempio, fai fatica a fare la F, lo sai, no? È meglio mettere che... Ma magari la fattura è di un chirurgo plastico. Oppure può succedere che una persona ha pensato bene di passare presso i nostri studi non pensando che noi abbiamo le vetrate dove dall'interno vedi all'esterno, Ok. ha pensato bene di procurarsi un po' più il danno, nel senso l'ha pellicciata di più la macchina. Ha cominciato a prenderla a calci. Ha letteralmente strappato il paraurti posteriore, perché quando sono uscito fuori gli ho chiesto, io ingenuamente gli ho detto qual è il danno, e che non lo vede, tutto rotto, guardi, non si è accorto che abbiamo una vetrata. Vabbè, ma adesso io che faccio? Lo riprende e lo porta a casa. Lo fa riparare a spese sue. Fai tutto da solo, insomma, però non sono solo loro che creano queste problematiche, nel senso anche che fanno ridere. Perché un collega aveva un appuntamento presso una piazza di, non mi ricordo se era di Zairollo, e aveva concordato un appuntamento con un danneggiato. Perché arrivato alla piazza ha visto una persona che ha fatto cenno e questo è salito. Certo. Si sono presentati ma solo con il nome e hanno cominciato a parlare del camper, certo. Poi il camper era il mezzo che sarebbe dovuto essere oggetto di perizia. Dopo 15-20 chilometri il collega gli fa a questa persona: scusi, ma dove l'ha portata a riparare il mezzo? Abbiamo fatto 15-20 chilometri. Ah, ma lei non è l'autista dell'albergo. Bravo. E attenzione, 15 chilometri. E sapete dove lo stava portando l'autista dell'albergo? Certo. Hai idea? Verso Mosca. Festeggiamo. Grazie, ciao Marco, buona giornata. Ciao, buona grazie. Giornata a voi, buon lavoro. Ciao, grazie. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esce, non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Ti vedo vestita di rosa, ti comprerò casa se tu la mia sposa, ma scendi più giù. Vieni a darmi il buongiorno. La notte è già finita. Tu sei così bella. Pronto? Sì. Ciao. Benissimo, grazie. Ciao.
Più o meno, sì, dai. Buongiorno. Non mi ricordo, come una vecchia in fila per la minima, tipo una roba del genere. Mamma mia, sì, sì. Paracadutismo. Meretricio. Ok, benissimo. Cataratta. Situation. Ultimo minuto. Carpentiere. Tutto attaccato, no? Sì. Candy Crush. Contatore. Gelo, ok. Sì. Astro Samantha. Ma sono 60 le parole al fine, vabbè, ok, 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 ok. Eccole, ok. Ok. Culatello. Bene. Le disgrazie, va bene, 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 bene. Sì. Ma va. Red Peace. No, 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 Black Eyed Peas.
Grazie, grazie, a dopo. Ciao.
Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? No?
Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli. Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no?
vedono le casse, no? Ti levano gli uccelli che non vedono le casse. No? Cioè sono quelli che attendono le zie. Attendono le zie, cioè sono quelli che attendono. Che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie che uccelli che non vedono le casse, no?
per poi avventarsi sulle zie, ok? Grazie, grazie, grazie.
I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Uccelli che si levano i sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse. Cioè, i sciacalli sono quegli uccelli che si... I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano... I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli... I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Gli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no?
casse, no? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Poi avventarsi sulle zie, ok? Sono quelli che sono quelli che attendono le zie, sono quelli che attendono, sono quelli che attendono le zie, sono quelli che sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Le zie poi le zie per poi avventarsi sulle zie, attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, cioè sono quelli che avventarsi sulle zie, ok? Che attendono le zie, ok? Quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie, ok? Zie, ok? Avventarsi sulle zie, ok? Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote, non vedo il problema, perché... Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote, non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata. Problema, c'ho la catarata. Perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata. Con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave o senza di gravità. Lo so che sembra quasi stia dicendo... grave, meno grave o senza di gravità. Lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap in fondo è questo. No. Quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap in fondo è questo, non ci date. Cose a caso, ma il rap in fondo è questo, non ci date peso. Senza di gravità. Lo so che senza di gravità. Lo so che senza di gravità. Lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non ci date peso. Se Gaspari qui fuori. Ma il rap è questa, non ci date peso. Se Gaspari poi. Ma il rap è questa, non ci. Se Gaspari poi fosse amico di Magaglia, l'ultimo moneta. Ma il rap è questa, non. Se Gaspari poi fosse amico di Magaglia, l'ultimo minuto ci direbbe. Ma il rap è questa, non. Se Gaspari poi fosse amico di Magaglia, l'ultimo minuto ci direbbe. Porca. Magaglia, l'ultimo minuto ci direbbe. Gaspari poi fosse amico di Magaglia, l'ultimo minuto ci direbbe. Gaspari poi fosse amico di Magaglia, l'ultimo minuto ci darebbe gli sciacalli. È andata a costruire. Ci darebbe gli sciacalli, è andata a costruire.
L'ultimo minuto ci darebbe gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario, come un carpentiere. Gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario, come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Montandole al contrario, come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando coi tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il gelo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati, e va sul mio contatore trash. Incidente, Candy Crash, se mi guardo nello smart... Candy Crash, se mi... Incidente, Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello. Ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai, le problematiche non sono tutte mie, ci sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie. Gay. Ah. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay, quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo sulle zie gay, quelli che attendono le zie e poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap di eroico ho la carriera compromessa, mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90, prendo quello che fa Viados e sarò Astro Samantha. Prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. Castro Samantha. Samantha. E sarò Castro Samantha. E quindi sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento, siccome sono certo. Vorrei fare una cosa che ora sento, siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora. Grazie. Se il giorno del ringraziamento, allora. Grazie. Allora. Grazie. Grazie. Il giorno del ringraziamento. Grazie. Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote, non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata, con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave, assenza di gravità, lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non...
Se Gaspari poi fosse amico, all'ultimo minuto citerebbe gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le gasse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando coi tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il gelo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati, e va sul mio contatore trash, incidente Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello, ma contatore trash, incidente Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello, Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello, ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai, le problematiche non sono tutte mie, ci sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay, quelli che attendono le zie sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap diarroico ho la carriera compromessa, mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90, prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora grazie. Il giorno del ringraziamento. Grazie. Il giorno del ringraziamento. Grazie. Il giorno del ringraziamento. Grazie. Perciò la disfatta non vedo il problema, c'ho la catarata. Con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave o senza di gravità. Lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questo, non ci date peso. Se Gaspari poi fosse amico di Magaglia, lui fosse amico di Magaglia, all'ultimo minuto citerebbe gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le gasse, no? Montandole al contrario come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le gasse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere quando vedono si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Grazie. mi sono cacciato in questa situation. Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracadutismo tra le mete. Mi
sono cacciata in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion. Un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote. Non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata, con ste parole. Mi sono cacciata in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion. Un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote. Non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, cioè la catarata. Con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave, assenza di gravità. Io so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non ci date peso. Se Caspari poi fosse amico di Magaglia, all'ultimo minuto ci darebbe gli sciacalli. Andare a costruire frasi da ripiere, montandole al contrario, come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando quei tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il cielo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi. Di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati e va sul mio contatore trash. Incidente Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora posso dire di essere molto bello. Ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai le problematiche. Chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai le problematiche non sono tutte mie. Ci sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap diarroico ho la carriera compromessa. Mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90, prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo del mare o perché no Stella 90, Viados e sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora grazie, il giorno del ringraziamento. Grazie. Certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora grazie, il giorno del ringraziamento. Grazie, il giorno del ringraziamento. Grazie. Ringraziamento, allora grazie, il giorno del ringraziamento. Grazie, il giorno del ringraziamento. Ringraziamento, allora grazie, il giorno del ringraziamento. Grazie, il ringraziamento. Il giorno del ringraziamento. Grazie. Le disgrazie. Le disgrazie. Le disgrazie. Grazie. Le disgrazie. Grazie. Le disgrazie. Grazie. Grazie.
grazie. Il giorno del Le ringraziamento. disgrazie, grazie, grazie. Il giorno del Le ringraziamento. disgrazie, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Mi sono cacciato in questa situation. Mi sono cacciato in questa situazione. Mi sono cacciato in questa situation. One nation, one station, e so di essere fashion. Un paracadutismo tra le metriche e le note. Mi getto a fare un rap pieno di parole vuote. Non vedo il problema, perciò la disfatta. Non vedo il problema, c'ho la catarata. Con ste parole qui tutto si aggraverà. Più grave, meno grave, assenza di gravità. Lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non ci date peso. Se Caspari poi fosse amico di Magaglia, all'ultimo minuto citerebbe gli sciacalli. Andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario come un carpentiere. Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando coi tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il gelo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati, e va sul mio contatore trash. Incidente, Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello. Ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai, le problematiche non sono tutte mie, ci sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie. Gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap di Arroico ho la carriera compromessa. Mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90, prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. E quindi, per concludere, vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora Grazie, allora grazie, allora grazie.
grazie, grazie. Il giorno del Le ringraziamento. disgrazie, grazie, grazie. Allora, Disgrazie, grazie, grazie. il giorno del Le ringraziamento. disgrazie, grazie, grazie. Il giorno del Le ringraziamento. disgrazie, grazie, grazie. 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 Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracadutismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote, non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata, con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave o senza di gravità, io so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non ci date peso, se Caspari poi fosse amico di Magaglia, all'ultimo minuto ci darebbe gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario, come un carpentiere. I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando coi tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il cielo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati, e va sul mio contatore trash. Incidente, Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello. Ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culattello? Perché sai, le problematiche non sono tutte mie, ci sono quelli che attendono le zie, per poi avventarsi sulle zie. Gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay, cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap di eroico ho la carriera compromessa, mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90, prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora Disgrazie, grazie, grazie. il giorno del ringraziamento. Grazie, grazie, grazie. Il giorno del ringraziamento. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Il giorno del ringraziamento.
27 novembre, ieri, tra i tanti eventi che ci sono stati in Italia, ha destato particolare curiosità la presentazione di una serie di programmi che andranno in onda anche in Italia, ma su un canale albanese. Cioè avviene il contrario di quello che accadeva alla fine degli anni 90. Vi ricordate l'Albania con tutte le parabole, di noi ci arrivano delle parabole per prendere i nostri programmi. Sì, sì, gli albanesi hanno imparato l'italiano seguendo i programmi italiani. Vi faccio presente che uno dei bar più famosi di Tirana si chiama Pippo Bar. Per dire, adesso si è invertita la tendenza. Siamo riportati da Pippo albanese. E ieri per noi, per la Costituzione, era iniziato decisione, vale a dire punto col giornale. Non è vero che è lì per noi. Allora, innanzitutto in bocca al lupo perché anche tu fai parte di questa nuova straordinaria avventura. Perché non siamo imprenditori italiani, quindi siamo sempre molto contenti che siano capitali italiani. Ma il back, come lo chiamate voi? Cosa? Lo chiamate back o scoperto? Sì, chiaro, stesso. Però io lo chiamo stesso. Però questa cosa sta veramente destando grande curiosità. Ma è un esempio di grande delocalizzazione dello spettacolo? Mi sono cacciato in questa situation, one nation, one station, e so di essere fashion, un paracaduttismo tra le metriche e le note, mi getto a fare un rap pieno di parole vuote, non vedo il problema, perciò la disfatta, non vedo il problema, c'ho la catarata, con ste parole qui tutto si aggraverà, più grave, meno grave, assenza di gravità, lo so che sembra quasi stia dicendo cose a caso, ma il rap è questa, non ci date peso, se Caspari poi fosse amico di Magalli, all'ultimo minuto citerebbe gli sciacalli, andare a costruire frasi veritiere, montandole al contrario, come un carpentiere. Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? I sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli che non vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Gli sciacalli sono quegli uccelli che si levano gli uccelli quando vedono le casse, no? Se l'autore poi di Sere Nere, in un balletto che io forse aborro, nella pioggia come Fred Astaire, va ballando coi tacchetti di ferro. Sì, lo so che dopo sta battuta, lì da voi sarà calato il cielo. Sì, lo so che sono un meretricio, di pietà quindi stendiamo un velo. Ma continuo allegro come Giorgi, che sta lì sui prati già cacati, e va sul mio contatore trash, incidente Candy Crash. Se mi guardo nello streaming ora, posso dire di essere molto bello, ma chi è quest'uomo così figo? Non sarà che sono un culatello? Perché sai, le problematiche non sono tutte mie, ci sono quelli che attendono le zie, per poi avventarsi sulle zie, gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Cioè sono quelli che attendono le zie per poi avventarsi sulle zie gay. Dopo questo rap di Arroico ho la carriera compromessa. Mi conviene navigare a vista con un nome da spogliare in lista. Dopo Venere del Mare o perché no Stella 90 prendo quello che fa Viados e sarò Castro Samantha. E quindi per concludere vorrei fare una cosa che ora sento. Siccome sono certo questo qua sia il giorno del ringraziamento, allora Grazie. il giorno del ringraziamento, Grazie. il giorno del ringraziamento. Grazie. Facciamo un ringraziamento. Totalmente italiana, diciamo così, in qualche modo ci lavorano dei ragazzi, molti ragazzi albanesi che parlano molto bene l'italiano, quindi ecco, diciamo che dal lavoro, invece che dare lavoro a molti italiani, dà lavoro a molti albanesi. Però leggevamo che ci sono tantissimi italiani ed è vero che si respira quel clima proprio da inizio avventura meraviglioso. Sì, no, devo dire, guarda, che da parte mia, che dopo 40 anni di attività tornare a respirare quest'area di diciamo un po' adolescenziale, professionalmente parlando, di entusiasmo, di grande famiglia, è bello, no? Certo. È divertente, ti dà delle motivazioni, chiaramente poi supportate anche da una gratificazione economica che qui che è sembra importante, che è diciamo importante, sì, va bene che io sei ormai con i soldi ho un rapporto molto disincantato, quasi snob, capito? Non è vero. Senti, l'ultimissima domanda, visto che ieri c'è stata la festa e sappiamo che c'era una testimonial d'eccezione, la domanda è questa: è così davvero figa Nicole Kidman? Ah, guarda, io mi sono tolto la soddisfazione, perché lei mi guardava quando interessata.
Rivedeva Tom Cruise. Hai lo stesso rapporto con la gnocca che con i soldi, disinteressato. Ti vogliamo sempre tanto bene, Enzo. Io perché guarda, solo con voi a questa mattina posso parlare. Lo sappiamo. E non ti abbiamo fatto cantare, ringrazia. Grazie ragazzi, grazie. Poi bocca al lupo. Grazie ragazzi. Bocca al lupo. We've been walking down this road for some time, and you love me good, no lie. But there's something behind those eyes, that you can't disguise. Baby, no, baby, don't lie. I don't wanna cry no longer. Baby, no, lie. I need a love that's stronger. I'll tell you no why. If you ever give up, then I'm gonna die. You're breathing out, baby, don't lie. Baby, don't lie. We've been walking down this road for some time, and you love me good. But there's something behind those eyes, that you can't disguise. Baby, tell me there's nothing below. Pronto? Ciao. Sì. Sì. Buongiorno, sono qua. Sì, complicatine. Vabbè, ma sono... Però è un bel titolo, però. Sì. Il giorno del ringraziamento, motherfucker. Beh, sì, forse sì, ma anche perché mi sono imbarcato in una roba che sentirete, che sono un deficiente io, sono...
Grazie, grazie. Grazie. Faccio una proposta, la rimettiamo dopo il prossimo disco, troppo vicino, la rimettiamo domani. Va, Domani la rimettiamo, promesso, nella prima mezz'ora. Maxino, che dire? Grazie. Grazie e disgrazie. Alla prossima, bravo Maxino, hai vinto di nuovo tu.